Buongiorno, è comparsa la notizia secondo cui Mediaset ha inviato delle missive ai gestori di locali pubblici, in particolare discoteche, per dire a loro state attenti e presidiate, controllate bene il comportamento degli ospiti che avete, quelli che vengono a fare le serate, perché già in passato sono state a volte condotte minacciose, oltraggiose, offensive e quindi attenzione, perché sennò rischiate di diventare corresponsabili di queste condotte illecite. Il nome non l'hanno mica fatto di questi soggetti, ma che si tratti di Fabrizio Corona l'hanno già capito tutti quanti. Allora è una cosa molto grave, ma soprattutto ha un fondamento, una pretesa del genere? Secondo me non ce l'ha. Non ce l'ha, perché? Perché l'unico caso che mi viene in mente in cui c'è una responsabilità per omesso controllo di una diffamazione fatta da un altro è quella del direttore di giornale. Il direttore di un quotidiano risponde appunto del reato di omesso controllo, ma solo il direttore del giornale. Oppure l'altro caso che mi viene in mente è quando io ho l'obbligo giuridico di impedire un evento, ad esempio perché sono un poliziotto. Un poliziotto deve impedire che venga commessa una rapina, no? Se vede. Non il cittadino normale no, ma il poliziotto sì. Oppure il caso in cui ha una responsabilità per la condotta altrui, come il genitore che risponde dei danni fatti dai figli minorenni o l'insegnante che risponde dei danni fatti dai suoi alunni. Altri casi non me ne sovvengono. Ma il gestore di una discoteca ha il dovere di impedire che uno dica qualcosa di sconveniente? No, il gestore di una discoteca ha il dovere di fare sì che i suoi avventori stiano bene, non si facciano male e quindi deve garantire la sicurezza e la salubrità del locale, impedire che avvengano le risse, eccetera, eccetera, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole, perché non siamo in Corea. E allora una condotta del genere, peraltro, come potrebbe essere pretesa? Perché facciamo che sia possibile. E il gestore come farebbe? Quando Fabrizio, nel caso stesse dicendo qualcosa che non va, cosa fa? Gli mette un sacchetto sulla testa? Interviene mettendogli un tappo in bocca? Oppure deve telefonare a Mediaset e dirgli guardate sta facendo così, lo devo fermare oppure no? Perché del resto come fa a stabilire se è diffamatorio oppure no? Lo decide lui di sua sponte o chiede consiglio a qualcuno? È chiaro che è una condotta inesigibile, è inesigibile da un punto di vista giuridico ed è difficilmente o quasi impossibile pretenderla da un punto di vista materiale. Allora che cosa succede? Succede però che chi riceve la missiva in questione, non avendo studiato la mia materia, si intimidisce, si spaventa, si preoccupa e probabilmente consapevole del fatto che non si sa come tappare la bocca a uno mentre sta parlando, il rischio che si corre è che non gli facciano neanche fare le serate e quindi gli impediscano di lavorare. Ora, voi capite che è una cosa estremamente grave. Hanno tentato di silenziare Fabrizio sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa vorranno fare? Impedirgli di parlare anche in casa sua? Ora, è una cosa, ripeto, molto seria e siccome influisce non soltanto sul diritto di dire quello che si vuole, la libertà di espressione che c'è in questo paese, ma influisce in questo caso potenzialmente anche sul diritto al lavoro, Fabrizio, che è molto arrabbiato, ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura della Repubblica vorrà ravvisare nei fatti in questione. Buona giornata.